una Trieste blindata da 1000 agenti si è svolto il forum sui Balcani occidentali. Si sono incontrati i capi di Stato e di governo di 13 paesi e fra i temi dominanti la questione migranti, Germania e Francia vicini all'Italia. Grazie al riconoscimento UNESCO a Palmanova nei prossimi 10 anni arriveranno fra i 50 e i 60 milioni di euro, una cifra che servirà a mettere in sicurezza e manutenzione di bastioni, cinte murarie ed edifici napoleonici. Nei giorni in cui il TAR dirà la sua sulla sospensiva cominceranno i lavori nella via più importante del centro udinese. Il cantiere per la pedonalizzazione verrà allestito dopo Friuli Doc. Domani a San Vito al Tagliamento verranno spiegate le possibilità di accesso al programma regionale di odontoiatria, un'opportunità per garantire cure dentistiche a prezzi agevolati o gratuitamente alla popolazione più fragile. Location ideale per le riprese di un film di respiro internazionale, ma anche per girare uno spot pubblicitario di un'importante compagnia di assicurazione. È il caso di Gemona, prescelta da produttore del cinema e della pubblicità. Signore e signori, buonasera e grazie come sempre per aver scelto l'informazione di Telefriuli. Riflettori internazionali accesi su Trieste, che oggi ha accolto la giornata conclusiva del forum sui Balcani occidentali. In città si sono incontrati capi di Stato e di governo di 13 paesi con i leader dell'Unione Europea. In calendario diversi tavoli di confronto sui temi dell'economia e dei trasporti che hanno portato anche alla ratifica di un trattato. Massicce le misure di sicurezza con quasi 1000 uomini di tutte le forze dell'ordine che hanno presidiato la zona rossa intorno a Piazza Unità, oltre ai controlli a terra con metal detector ai varchi e via mare. È stato chiuso anche lo spazio aereo con sorvolo di un drone e vari elicotteri di pattuglia. Tanti gli appuntamenti in calendario nell'incontro nel Palazzo della Prefettura dei rappresentanti dei 13 paesi presenti, al summit dei ministri dello sviluppo economico e degli esteri, passando per quello dei ministri dei trasporti con il commissario europeo Bulc, che ha previsto anche la ratifica di un trattato e un business forum. E a margine del vertice internazionale è stato convocato anche un incontro trilaterale tra il premier Paolo Gentiloni, la cancelliera tedesca Angela Merkel e il presidente francese Emmanuel Macron, che hanno affrontato tra gli altri il tema dell'immigrazione. Serve un'Unione Europea più coesa e più forte, ha detto il premier Paolo Gentiloni al termine dell'incontro trilaterale con la cancelliera tedesca Angela Merkel e il presidente francese Emmanuel Macron, convocato a margine del forum sui Balcani occidentali. L'Italia ha fatto e continuerà a fare la sua parte sul tema del soccorso e dell'accoglienza, ha proseguito il Presidente del Consiglio, ma contemporaneamente si batte perché la politica migratoria non sia affidata soltanto ad alcuni paesi, ma sia condivisa da tutta l'Unione Europea. L'Italia ha fatto un grande lavoro sui migranti, ad esempio nella registrazione e nell'accoglienza dei profughi, gli ha fatto eco Merkel, e noi vogliamo essere solidali. Dobbiamo affrontare la lotta contro la migrazione illegale attraverso la cooperazione con l'Africa, particolarmente importante per zone come il Niger e la Libia, ha concluso Merkel. L'Europa non può essere solo quella dell'economia, ma deve essere anche quella che affronta insieme tutte le sfide. Solidale con l'Italia anche il presidente Macron, che ha ricordato come la Francia in passato non abbia sempre fatto la sua parte nell'accoglienza. Ci impegniamo a dare una risposta ai richiedenti asilo e a fare di più in questa lotta, ma non possiamo ricevere i migranti economici. Non bisogna fare confusione tra queste due categorie, ha ribadito Macron, perché non sono la stessa cosa. Dobbiamo combattere assieme l'origine di questi flussi, i trafficanti di uomini e i terroristi che destabilizzano l'area africana, ha concluso Macron. La Presidente Serracchiani ha incontrato questa mattina a Trieste il commissario europeo per i trasporti, fari puntati sul confine italo-sloveno, unico in Europa a non essere attraversato da una linea ferroviaria. Il successo di ieri della vittoria per quanto riguarda la capitale della scienza 2020 europea è stato proprio il suggello per l'inizio del summit, anche perché ho voluto ad esempio ringraziare ieri sera molte delle delegazioni straniere che sono qui, perché grazie al supporto che ci hanno dato abbiamo ottenuto anche questa vittoria, perché non è solo la candidatura di Trieste e del Friuli Venezia Giulia, ma è la candidatura di quest'area europea, con uno sguardo importante verso i Balcani e anche con un premio, un riconoscimento al fatto che Trieste è sempre stata luogo di diplomazia attraverso la scienza, prima ancora che cadessero i confini. Qualcuno ha perso il treno delle Olimpiadi, noi ci abbiamo creduto e abbiamo vinto quello della scienza
Oggi abbiamo questo vertice importantissimo che è un riconoscimento del lavoro fatto in questi anni e credo francamente che i risultati che stiamo portando a casa, il decreto attuativo del porto di Trieste e tanti altri che riguardano anche la regione intera, insomma siano il successo veramente di un lavoro fatto certosino, fatto in questi anni, prezioso, con l'appoggio del governo italiano. L'incontro di oggi è stato molto positivo e costruttivo ed è stato per certi versi la continuazione dell'appuntamento dell'anno scorso. Abbiamo dibattuto del ruolo dei porti nell'Alto Adriatico e del loro comune agire nell'ampio interesse europeo. Abbiamo fatto anche il punto della situazione sui collegamenti ferroviari. Sappiamo che la tratta tra la Slovenia e l'Italia presenta alcune criticità. Tuttavia i due governi nazionali le stanno affrontando e stanno lavorando a una soluzione che permetta di avere un buon collegamento tra Lubiana e Venezia già nel prossimo anno o eventualmente nel 2019. E la stessa commissaria europea ai trasporti, la slovena Violeta Bulc, si è recata a Gorizia e ha parlato anche del futuro dell'Europa assieme al neosindaco Ziberna. L'Unione Europea incontra i sindaci e i cittadini. Com'è andata secondo lei? Io credo che comunque la strada che ha iniziato a percorrere l'Unione Europea sia modesta ma corretta. Oggettivamente questa istituzione comunitaria sta vivendo un periodo di grossa difficoltà, perché la nostra netta sensazione è che si sia progressivamente affermata una burocrazia, un'euroburocrazia, che per capirci quella che detta le regole anche noi in Italia sul diametro delle cozze e delle vongole, mentre perde davvero di vista quali sono valori etici da una parte e organizzativi dall'altra. Etici. Quando ci si chiede come mai il cittadino italiano piuttosto che altri cittadini si sentono poco europei, ma si sentono poco europei perché non è mai stata affermata una identità europea. Proprio questa Europa, ad esempio, ha perso a mio avviso una grande opportunità anni fa, quando ha rinunciato a votare un proprio statuto all'interno del quale affermare le proprie, ad esempio, radici cristiane. E nel momento in cui oggi l'Europa è oggetto di aggressione dal punto di vista economico dall'Asia e dal punto di vista invece etnico-culturale, ad esempio dall'Islam, e in questo momento noi stiamo vivendo un periodo tra virgolette di guerra, ovviamente mi passi il termine, senza avere il coraggio di attrezzarsi. Il problema oggi è che non si possa andare in treno, è vero, da Gorizia a Nova Gorizia. Il problema è che uno che deve andare in Slovenia ma anche in Croazia, giungendo dal Veneto, dalla Lombardia, deve fermarsi e poi deve prendere degli autobus o pullman e poi deve proseguire con altre tratte. Capisco questo 50 anni fa, è assai più difficilmente comprensibile nel 2017, ma anche laddove ci sono interventi che comportano investimenti di sostanzialmente modeste risorse. Le lunette di cui parlavamo, che sono della tecnologia tra virgolette che ci consente perciò di spazi, più che tecnologia, che ci consente di utilizzare appieno l'uso della strada ferrata, del vagone ferroviario, sia per le merci che per le persone, è una cosa che costa letteralmente poco, non si riesce a capire perché i nostri governi non riescono a utilizzarlo. È stato recuperato con l'elicottero l'uomo ruzzolato questa mattina ai piedi del Monte Crostis in corrispondenza di Forcella Plums a una quota di circa 1800 metri. Un uomo del classe 48 di Pasian di Prato, GI, le iniziali, ha raccontato di essere scivolato lungo un canale per un centinaio di metri durante l'ascensione. Nonostante la caduta è riuscito a risalire autonomamente fino al compagno d'escursione, riportando fortunatamente soltanto una delle ferite lacero contuse alla testa e rimanendo sempre cosciente. Gli soccorso non li ha individuati subito perché avevano fornito una posizione imprecisa e si trovavano in un punto nascosto. Poi il soccorso è stato perfezionato. Ieri un nuovo violento fronte temporalesco ha colpito il Friuli, in particolare la provincia di Udine. Nel pomeriggio è stata interessata la zona di Sella Nevea, dove le abbondanti precipitazioni, più di 100 mm in 6 ore, non hanno fatto registrare disagi. I temporali si sono poi spostati nella zona compresa tra i comuni di Gemona, Artegna, Osoppo e Magnano in Riviera, dove invece si sono registrati allagamenti localizzati e cadute di alberi. Qui le precipitazioni sono state superiori ai 100 mm in 3 ore, in particolare a Osoppo, che ha raggiunto quota 109. Nel tardo pomeriggio il fronte temporalesco ha interessato la zona sud di Udine, spostandoci quindi verso le valli del Natisone. In questo caso il forte vento ha provocato cadute di alberi a Butrio, Pavia di Udine, Teipana e Premariacco. Disagi si sono registrati a Vito d'Asio per alberi sradicati, a Tarcento per dissesti e a Treppo Grande per allagamenti.
Ci sarà anche un concreto aiuto regionale nel contenimento dei violenti incendi che in queste ore stanno bruciando diverse zone della Campania, minacciando anche la città di Napoli. Oggi infatti dal Friuli Venezia Giulia sono partiti uomini e mezzi che si uniranno alle squadre locali già operative. In particolare dal comando provinciale di Trieste sono partiti 2 vigili del fuoco con un'autobotte, mentre altri 4 vigili sono partiti dal comando di Udine con un autocarro attrezzato con un nuovo modulo antincendio boschivo. Inaccettabile e vergognosa sono questi gli unici aggettivi che si possono usare per descrivere la situazione dei vigili del fuoco del comando provinciale di Udine, che rischiano di non poter far funzionare il distaccamento a Lignano a causa della grave carenza di organico. Così il consigliere regionale di Forza Italia Roberto Novelli commenta le difficoltà segnalate ieri dalle organizzazioni sindacali. Il grido di dolore dei vigili, rileva Novelli, dà proprio l'idea della situazione che vivono i pompieri nel nostro paese, una fotografia impietosa che denuncia una gravissima carenza di organico. È evidente che bisogna trovare una soluzione quanto prima, anche facendo lavorare al meglio e con maggiore sinergia i tanti volontari presenti sul territorio. 50-60 milioni la cifra che arriverà a Palmanova, fresca di riconoscimento UNESCO, per la messa in sicurezza e conservazione dei beni come bastioni, cinte murarie e lunette e polveriere napoleoniche. Città stellata che guarda con interesse a Cividale, che nel 2011 aveva ottenuto lo stesso riconoscimento e che soltanto nei primi 2 anni ha beneficiato di un incremento del turismo pari al 70%. Il riconoscimento UNESCO a Palmanova non porterà direttamente denari, indirettamente arriveranno qualcosa come 50-60 milioni di euro. La cifra è di quelle importanti e sarà assegnata, secondo quanto ci riferisce il sindaco della città stellata, Francesco Martinez, per la conservazione e la messa in sicurezza dei beni come bastioni, le cinte murarie, le lunette e polveriere napoleoniche, caserme venete. Si pensi che il 3-4% del turismo mondiale predilige le mete UNESCO e quindi Palmanova entrerà a pieno titolo in questo circuito che non potrà che far bene al territorio friulano. Le riviste di viaggi specializzate si stanno interessando alle fortezze veneziane. Prossimo step è far entrare in rete Palmanova assieme a Cividale e Aquileia, in modo che la regione predisponga politiche di marketing globale, in modo da offrire la possibilità ai turisti in un colpo solo di gustarsi 3 mete UNESCO percorrendo soltanto una 50ina di chilometri. Ovviamente l'attrazione turistica della nostra regione sarà esplosiva e quindi accedere ai fondi europei sarà fondamentale, ma nel momento in cui l'UNESCO, vedi proclamazione di Cracovia di domenica scorsa, stabilisce che in una determinata località del mondo c'è un bene da salvaguardare, questo deve essere per forza di cose conservato e valorizzato. A proposito dei 50 milioni e più che arriveranno nel prossimo decennio, 5 sono stati già calati su Palmanova proprio per la messa in sicurezza dei siti, che è urgente, e i fondi sono arrivati grazie ad un protocollo firmato dalla Presidente Serracchiani, Ministro Franceschini e Primo Cittadino Martinez ancora l'anno scorso. È certo che il riconoscimento UNESCO garantirà un accesso preferenziale ai contributi ministeriali in futuro e proiettandoci in avanti e ai riflessi positivi ottenuti da Cividale dopo il riconoscimento del 2011, il turismo, pensate, è cresciuto nei primi 2 anni del 70%, a seguire le percentuali si sono attestate ogni anno con un incremento del 20%. Queste sono solo alcune anticipazioni di quanto verrà esposto domani alle 15:30 in Regione a Udine durante un incontro con la stampa alla quale parteciperanno governatrice Serracchiani e sindaco Martinez. Sull'inserimento di Palmanova tra i siti UNESCO interviene a gamba tesa anche il capogruppo di autonomia responsabile in Consiglio regionale Renzo Tondo, presidente uscente del Friuli Venezia Giulia. Il sindaco di Palmanova Martinez ricorda che il percorso che ha portato Palmanova a entrare trionfalmente nel patrimonio mondiale dell'UNESCO è iniziato nel 2011. Spiega Tondo, ha trovato il tempo di ringraziare moltissime persone che hanno contribuito a tagliare questo traguardo, ma è curioso che dimostri un'attenzione quasi spasmodica quando si tratta di sottolineare i meriti della presidente Serracchiani, mentre non ha mai ricordato quanto fatto dalla mia giunta 6 anni fa. Giuste e apprezzabili le belle parole per Guglielmo Berlanso e per i volontari della protezione civile, afferma Tondo, ma forse dimentica Martinez che l'input politico partì da me e dall'allora assessore regionale Ciriani. Premetto che il risultato sovrasta qualsiasi altra dinamica e sono felicissimo per questo riconoscimento che Palmanova merita. Ero tentato, continua Tondo, di chiudermi in un signorile silenzio, ma temo che qualcuno fatichi a comprendere la sottile differenza che separa l'eleganza dalla disattenzione. Laboratorio dell'ARPA, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, sta ultimando gli accertamenti sui campioni d'acqua prelevati domenica pomeriggio nella zona industriale di Tiezzo di Azzano X, dove era stata segnalata la presenza di acque di colore rosso in prossimità di uno scarico fognario. Le cause dell'inquinamento erano già sufficientemente chiare domenica pomeriggio a conclusione dell'intervento delle varie forze dell'ordine. La colorazione delle acque è stata infatti causata da uno sversamento di pigmenti di colore rosso acquarelle utilizzati per stampare cartone.
Dalla rete fognaria interna alla ditta che produce imballaggi il colore si è trasferito nella fognatura pubblica che scarica in un fossato e successivamente nel fiume, accertata quindi l'origine dell'inquinamento. È slittato ancora l'inizio dei lavori per il cantiere di pedonalizzazione di via Mercato Vecchio. Ancora un rinvio per la pedonalizzazione di via Mercato Vecchio. Infatti il cantiere, previsto in partenza per luglio, si avvierà in settembre, dopo la fine di Friuli Doc. Non appena verranno smontati gazebo e stand, la strada verrà chiusa e comincerà la pedonalizzazione e l'installazione della pietra piasentina. Questo ritardo però è dovuto all'aumento dei tempi tecnici. Il confronto delle offerte arrivate nella gara d'appalto, 7 alla chiusura del bando, non permetterà di far partire i lavori entro luglio o nemmeno entro agosto. E così si è deciso di posticipare il tutto alla fine di Friuli Doc, che altrimenti si sarebbe trovata priva di uno spazio importante. Gli stand dell'ERSA troveranno posto anche nell'edizione 2017 nella centralissima via, e con il cantiere in pieno fermento questo non sarebbe stato possibile. L'iter per la riqualificazione di via Mercato Vecchio è cominciato nel settembre dello scorso anno, quando la speranza era di far partire i lavori dopo Natale. Ma i ritardi si sono accumulati fino a far ipotizzare l'avvio del cantiere ad un anno di distanza dall'inizio del progetto. L'ulteriore problema che affligge il cantiere è il ricorso al TAR presentato dall'Associazione Amici di via Mercato Vecchio e dal suo presidente Gianni Croatto. Pochi giorni fa l'udienza per la sospensiva dei lavori era slittata a settembre, seguita ora anche dal cantiere stesso. A settembre quindi si deciderà finalmente se via Mercato Vecchio possa diventare pedonale o meno, proprio nei giorni in cui dovrebbe, ed il condizionale ora è d'obbligo, partire il cantiere. Rimaniamo a Udine perché oggi ci sono state le consuete celebrazioni per la festa dei Santi Ermacora e Fortunato. Un duomo pieno di fedeli ha accolto la benedizione di quest'anno nella città di Udine del giorno dei Santi Ermacora e Fortunato, patroni protettori. L'arcivescovo Andrea Bruno Mazzoccato ha lanciato un monito dal pulpito durante l'omelia. Sul modo di intervenire sull'inizio e il termine della vita umana, sulla famiglia e il modo di vivere i rapporti affettivi e sessuali, sull'educazione nelle nostre scuole, sull'accoglienza dei profughi, eccetera. Questo non è il momento per approfondire questi discorsi, però mi pare di poter dire che appare a tutti evidente che più volte gli orientamenti che vengono presi e gli argomenti che li sostengono non sono in accordo con ciò che Gesù insegna nel Vangelo. L'arcivescovo Mazzoccato ha anche ricordato la vicenda di Charlie Gard, il bambino inglese malato dalla nascita di una rara patologia e sulla cui vita e morte dovrà pronunciarsi la Corte Suprema del Regno Unito. A celebrazione terminata, i fedeli si sono raccolti sul sagrato, dove Mazzoccato ha benedetto i resti terreni dei due santi. Poi, balli e musica hanno fatto iniziare la giornata di festa. Grazie al lungo e costante lavoro di ANCI e FVG, se negli ultimi 2 mesi la metà dei comuni della provincia di Udine ha manifestato l'interesse ad aderire al progetto SPRAR, che prevede la distribuzione dei richiedenti asilo su tutto il territorio nazionale su base volontaria in proporzione alla popolazione residente al fine di non creare squilibri. Un lavoro quotidiano di relazione sul campo che ha richiesto tempo e ne richiederà ancora per incontrare e spiegare modalità, funzionamento e vantaggi del progetto, spiega Fabio D'Andrea, referente ANCI per la situazione migranti, per 20 anni sindaco del comune di Rigolato e amministratore provinciale. Anche i paesi della montagna si sono dimostrati solidari, racconta D'Andrea. Nascerà infatti lo SPRAR della montagna friulana, il più vasto e capillare d'Italia, che coinvolgerà 12 comuni per un numero di 74 ospiti a regime. Il programma regionale odontoiatria sociale assicura cure dentistiche gratuite o a basso costo alla popolazione più fragile. Se ne parlerà domani a San Vito al Tagliamento. Un'arma in più per la prevenzione e la cura dei denti. Non è ancora molto conosciuto, anche se rivoluzionario, il progetto di odontoiatria sociale promosso dalla Regione, che garantisce cure gratuite o a basso costo in età pediatrica e per la popolazione over 65. Per questo l'amministrazione di San Vito al Tagliamento ha promosso un incontro informativo per giovedì 13 luglio alle 18:30 in sala consiliare. Moltissime sono le famiglie che ci hanno testimoniato delle difficoltà quando si è in presenza di necessità riferite a cure dentistiche.
politiche, allora credo che sia utile poter far sì che si conosca questo programma regionale. Un intervento di sanità pubblica che prevede cure odontoiatriche ed interventi di vario tipo gratuite per la fascia di età dai 0 ai 6 anni e poi dai 7 ai 14 anni, questo per quanto riguarda la prima età, e dai 65 anni in poi collegate a fasce di 6 di reddito, quindi con benefici via via crescenti e con partecipazioni variabili rispetto alle condizioni economiche. Per gli over 65 sono previste protesi gratuite per chi ha un ISEE inferiore ai 6.000 euro, un contributo del 50% tra i 6.000 e i 10.000 euro, mentre fino a 15.000 euro sarà gratuito solo il trattamento, mentre la protesi sarà a carico del paziente. L'accesso avviene attraverso prenotazione di una visita tramite il call center e scegliendo possibilmente la sede dove questa vuole essere fatta, quindi nel nostro caso nel distretto di San Vito presso i poliambulatori. Gemona sarà protagonista di un film sulla vita di Oscar Pistorius e di uno spot internazionale di una società assicurativa. Gemona diventa internazionale non solo grazie alle riprese di un film targato United Kingdom, ma anche per quelle dello spot pubblicitario di un'importante compagnia d'assicurazione. Il documentarista inglese Daniel Gordon, che si è cimentato nel racconto di drammi sociali e collegati al mondo dello sport, sta raccogliendo in questi giorni a Gemona immagini e interviste a quanti hanno avuto modo di conoscere Pistorius. Location come il castello, la sala consigliare, alcune zone che fanno parte del progetto Sportland, come il lago di Cavazzo e il Palar, sono occasione per raccontare la storia del noto atleta sudafricano. Da Gemona la troupe si trasferirà in Islanda, America e Sudafrica e le riprese saranno ultimate entro 2 anni. Il docufilm, oltre a essere proiettato nelle sale cinematografiche di tutto il mondo, sarà proposto a puntate nei più importanti canali televisivi internazionali. Sono invece dall'alto le immagini catturate per lo spot pubblicitario in cui vengono immortalati i centri storici di Gemona e Venzone, il greto del tagliamento sempre a Gemona e nei comuni di Bordano, Trasaghis e Osoppo e le montagne di Gemona, Artegna e Montenars. Per Gemona e l'intera zona, spiega il sindaco Paolo Urbani, si tratta di eventi importanti che consentiranno di far conoscere il nostro territorio e il nostro progetto che riguarda lo sport e lo stare bene, con un ritorno d'immagine a livello planetario che fa ben sperare per un ritorno anche economico in un'area che ha voltato pagina una volta per tutte all'indomani del terremoto e della ricostruzione. E andiamo a Palazzo Morpurgo che ha ospitato alcuni eventi importanti di Udine Jazz. Dopo l'unica data italiana dell'etiope mulato Astatke, Corte Morpurgo, anziché Piazzale Castello, ha ospitato per Udine Jazz un altro concerto made in Africa. Si tratta della stella del desert blues, Kumar al-Mokhtar, conosciuto come Bombino, cantante e chitarrista nato e cresciuto in Niger, nella tribù dei Tuareg Ifoghas, in lotta da secoli contro il colonialismo e l'imposizione dell'Islam più severo. Costretto a fuggire più volte con la sua famiglia, è diventato allievo del celebre chitarrista Tuareg Aya Bebe e poco dopo è entrato a far parte della sua band acquisendo il soprannome di Bombino, una storpiatura dell'italiano bambino. Jimi Hendrix, Carlos Santana e Mark Knopfler sono le sue fonti di ispirazione durante i pascoli fra Algeria e Libia. Tornato in Niger, Bombino intraprende la carriera di musicista a tempo pieno e nel 2009 un incontro casuale con il regista Ron Wyman cambia il suo destino come principale protagonista del documentario, ruolo culminato nel 2011 con la produzione del suo primo album Agadez. La fama e talento che ne conseguono lo portano ad essere conosciuto in tutto il mondo attraverso i più importanti festival musicali, nonché collaborazioni prestigiose. A Corte Morpurgo si è esibito in quartetto con Ilyas Mohammed alla chitarra, Calabash e cori, Yuba Dia al basso e Corey Wickel alla batteria con un vasto repertorio. Oltre ad Agadez, la sua discografia comprende gli album Nomad, uscito nel 2013, ed Hazel nel 2016 per l'etichetta americana Partisan Records. Diverse le innovazioni sui brani di quest'ultimo, fra le quali l'introduzione di un nuovo stile che lo stesso Bombino chiama affettuosamente Tuareg, un'unione fra il blues rock Tuareg con lo stile reggae one drop e l'utilizzo per la prima volta di armonie vocali occidentali all'interno di brani di musica Tuareg che danno alle canzoni nuova intensità.
Riscoprire il piacere di socializzare incontrandosi in piazza, magari per discutere di un buon libro, sono questi i segreti del successo di eventi come Pordenone Legge. Manifestazioni che, ricorda il sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani, provocano sicuramente anche qualche disagio per i cittadini, ma ampiamente ripagato dalle ricadute economiche in città. Non dimentichiamoci che il contatto umano è importante. È fondamentale, non significa disprezzare la tecnologia, i social e la realtà virtuale, però ovviamente il contatto umano, soprattutto se veicolato da un libro, dalla possibilità di discutere, di approfondire di argomenti che riguardano la nostra vita quotidiana, a differenza degli input, dei flash che ci arrivano, che non ci permettono mai di andare nel profondo, penso che la soluzione sia proprio quella di promuovere questi festival e queste iniziative. Pordenone è una grande fortuna, ha una vitalità e un'effervescenza culturale che si è liberata, genera costantemente offerte, attività, iniziative, manifestazioni. Questo indirizzo noi lo dobbiamo conservare e custodire per polarizzare e calamitare l'attenzione non solo di chi abita in provincia ma anche chi viene da fuori. Lei ha dato un messaggio alla città importante: i disagi che provocano i 5 giorni di Pordenone Legge sono nettamente inferiori ai benefici che questa comporta. Pordenone Legge, ma penso anche a una fiera come SICAM, dove si scatenano le proteste per qualche coda all'ingresso della città, senza però considerare che le decine di migliaia di visitatori comportano una grande spesa e quindi una ricaduta economica importante per la nostra città in termini di alberghi, di ristorazioni, di consumi, e quindi il disagio di qualche giorno in cui magari la macchina si fa più difficoltà a parcheggiarla o si fa più fatica a camminare viene ampiamente compensato da una ricaduta economica che nessun altro potrebbe portare. Primo successo italiano nella gara di corsa in salita della Varresia, che in uno scenario mozzafiato ha incoronato Manuel Dal Coll. Ci sono volute 7 edizioni per scrivere un nome italiano nell'albo d'oro della Varresia Vertical Kilometer, gara di corsa in montagna in salita organizzata dall'associazione Vivi Stolvizza. A riuscire nell'impresa è stato il cadorino Manuel Dal Coll, già vincitore della Lattebusche Vertical con valenza tricolore e capace di coprire 4,5 km di salita con un dislivello di 1050 metri in 40,56, non lontanissimo dal record firmato nel 2014 dallo sloveno Simon Alic. Gara praticamente in solitaria, quella di Dal Coll, dal centro di Stolvizza su fino ai 1650 metri del bivacco Crasso, in un panorama mozzafiato. Quasi 2 i minuti di distacco dati all'austriaco Robert Stark, classe 69, e al portacolori della Gemona Atletica Tiziano Moia, che come Dal Coll ora guarda alle gare di Canazei di fine luglio, dove si sfideranno i migliori al mondo. Anche al femminile, gara che lascerà il suo segno negli annali, visto che la bellunnese Cecilia De Filippo ha limato il record che apparteneva a Ludmila Di Bert, fissando il nuovo miglior tempo sulla salita a 51,02, con un 19° posto assoluto. Dopo di lei Carla Spangaro, della Timau Cleulis, ancora seconda come nel 2016, e l'atleta dell'Aldo Moro Paluzza Lucia Boschetti. Oltre 160 i partecipanti che si sono sfidati sul chilometro verticale, allietati però non solo dalle bellezze della Varresia, ma anche dalla musica tipica che lungo il percorso li ha incitati e alleggeriti, fino ai campanacci in quota che hanno festeggiato tutti, dal primo all'ultimo, con un applauso speciale a 2 veterani come Dino Flaugnati, classe 1939, e Adriano Rossi, classe 1946. E adesso siamo pronti con la vignetta di Fernando Venturini. Manamana. 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 Bene, termina qui il nostro telegiornale, il nostro Pierangelo Butazzoni può mandare la sigla di chiusura. Buona serata, arrivederci.